Il debutto della stagione al Teatro Pirandello ad Agrigento, il berretto a sonagli di Pirandello oggi alle ore 20:30 e domani mercoledì alle ore 17. Le interviste tra gli altri al protagonista Pino Caruso, al regista Francesco Bellomo e al consulente artistico Mario Gazziano. Gloria Scafè. Si ritorna in scena al Teatro Pirandello di Agrigento. Questa sera è il debutto della stagione teatrale con il berretto a sonagli di Luigi Pirandello. La regia è di Francesco Bellomo e sul palco, tra gli altri, Pino Caruso, che per la prima volta è presente ad Agrigento in veste teatrale. Abbiamo recuperato tantissime scene del testo originale che Angelo Musco aveva tagliato, perché come tutti ricorderanno questo testo era stato scritto appositamente da Pirandello per Musco, solo che Musco nell'edizione originale aveva riscontrato dei tratti troppo seriosi, per cui ridusse in una edizione rivista da lui il tutto a una situazione che andava in una direzione più vicina a quelle che erano le sue impostazioni, le sue inclinazioni, quindi era più commedia. Adesso noi abbiamo recuperato tutta una serie di scene con un lavoro veramente importante di riscrittura. Tra l'altro ho inserito un prologo tratto dalle due novelle a cui è ispirato lo spettacolo, una di queste è La Verità, in cui si chiarisce meglio quello che è lo snodo di tutto lo spettacolo, perché noi iniziamo proprio in una scena in cui c'è il Cavalier Fiorica, che nel testo originale di Pirandello non esiste, insieme alla moglie di Ciampa, colti in flagranza di adulterio. La moglie di Ciampa è Nina, che sarà Cardinaletti, che ho qui in questo momento al mio fianco. E soprattutto sono state recuperate tutta una serie di intenzioni e risvolti che Pirandello aveva nella sua scrittura, che invece nelle varie edizioni che erano state fatte, a parte quella memorabile di Turiferro, si erano completamente perdute. Il risultato, devo dire, che finora in tutti i teatri importanti in cui siamo stati, dall'Eliseo di Roma a Firenze, a Catania, a Palermo, ci ha dato ragione, quindi speriamo che anche il pubblico agrigentino, che tra l'altro è sicuramente molto competente, possa apprezzare questa versione che abbiamo fatto insieme a Pino Caruso. Berretto non l'avevo fatto e c'è sempre un minimo di... non si entra in scena, diciamo così, senza provare nulla, un po' si prova, ma la cosa più importante per un attore è controllare quello che prova, perché se si lascia prendere dall'emozione, ecco, per esempio l'attore deve fingere per forza. Mettiamo che c'è una scena in cui ha disparato, buio, passano 5 anni, è tranquillo, se lui piange davvero sta ancora che è anciano, e quindi deve avere la capacità di una metamorfosi. Da quest'anno è stato affidato a Mario Gazziano l'incarico di collaboratore a titolo gratuito per la consulenza sull'attività del Teatro Comunale di Agrigento. Per quest'anno è previsto un cartellone di qualità con costi molto bassi. Questi erano gli obiettivi che io sono preposto e proposto già dall'anno passato, quando lanciai l'idea di realizzare un cartellone a carattere privato. Io, Antonio Zarcone e Salvatore Bellavia ho pensato di proporre un cartellone privato con questo preciso progetto: spendere poco, incassare quanto spendiamo per non perdere, e su questa linea anche quest'anno io propongo un cartellone, un cartellone di alta qualità su linee culturali ben precise, sugli scrittori, i grandi scrittori siciliani, Pirandello, Ciacia e Martogli, i grandi scrittori internazionali della storia drammaturgica, quindi Molière, Giorgi Bernasciò, Arthur Miller, e poi la presenza dei gruppi territoriali con spettacoli di studio e di cultura approfondite sia nella parte della drammaturgia che nella parte dei contenuti culturali. La spesa per il cartellone, che prevede compagnie di primissimo livello nazionale, è di circa 97.000 euro e si attende un incasso superiore al costo, dichiara Gazziano, e continua dicendo: ad oggi abbiamo già incassato dagli abbonamenti e dai biglietti 83.000 euro. Queste entrate serviranno per aiutare le casse del comune a sostenere altre attività in favore dei bisognosi e delle varie difficoltà sociali.